Buonasera a tutti amici belli, è sempre Forza Napoli, sempre, comunque e dovunque, nonostante che non abbiamo passato il tour, sempre, qualsiasi sia il risultato, sempre, perché questa è la nostra fede, perché tutto riesce, è monnezza e si chiudono. Poi mamma mia, il giorno dopo è ancora più amaro, perché ti rendi conto, dice, ma è vero o non è vero che si è masciuto con duro cibo? È vero o non è vero? Poi guardò, è vero. E là ti fa ancora più rabbia, raga, Istung ancora a me non ci credo, il Milan ha 8 punti a passare e noi a 12 punti no, ma come è possibile questa cosa? Mi fa ridere, però nello stesso momento mi fa rabbia, ma tanta rabbia, ma tanti. A Juve niente di meno ieri con uno schifosissimo pareggio che i rubellini passavano pure e noi siamo con 12 punti no. Ma no, è una cosa proprio impensabile, sinceramente è impensabile. E il calcio, mamma mia, no. Ieri il Napoli è fatta la partita più bella che poteva fare e ha fatto proprio la partita bella uguale a quando vinse con il Borussia, uguale, identica e precisa, bella, tutto con quella voglia di vincere, e così mi piace un Napoli, con quella cattiveria, con quella cosa. Il Napoli è sempre lo stesso, per l'amor di Dio, è sempre lo stesso. Però vedete quando ci mette il cuore, quando ci mette la grinta, ecco il Napoli che piace a me. Ma in campionato così dobbiamo essere, se siamo così, veramente i squadre sapevano grigio-verde con noi, ma grigio-verde veramente, a prescindere che dobbiamo andare sul mercato a gennaio, che il nostro presidente ci deve assolutamente comprare queste pedine che mancano per completare una grande rosa. Assolutamente è così. Però ieri ho visto un Napoli col cuore, aveva sete di vittoria, addirittura anche Raffaele, vedete, perciò dicevo io a Raffaele è giovane, non gli metto la croce addosso. Raffaele ieri ha dimostrato più carattere ancora della prima, perché ha continuato a giocare. Questo è il fatto, ha continuato a giocare, ha già acquistato un altro pizzico di fiducia e io reputo Raffaele un grande portiere. Ieri fece quell'uscita a centrocampo che uno dei pochissimi portieri bravi avrebbero fatto. Invece lui no, lui convinto andò e tolse la palla all'attaccante, proprio da grande portiere e sicuro di sé. Mi compiaccio con Raffaele perché ieri, a parte tutti, ma ieri lui ha fatto una grande prestazione, ha fatto. E poi tutti hanno dato l'anima, ma l'anima. Infatti ieri la partita poi abbiamo vinto a centrocampo. Lo sapete perché abbiamo vinto a centrocampo? Perché ieri pressavamo, non gli davamo, stavamo sempre col fiato sul collo. Questa è la cosa bella, è la cosa che piace a me. E così non è andata neanche in difficoltà la difesa. Questo è il problema. Perciò a gennaio se interveniamo sul mercato ad acquistare 2 o 3 pedine importanti, non ce ne stava nessuno. Non ce ne sta, o Rubentini sa da fare capace che è in Europa League, non vale un cazzo. Noi siamo stati nettamente più superiori. Rubentini si geloso, e così da ci chiamare, siamo più superiori di te in Europa, ammettilo, non fare sempre il codardo. Alcuni Rubentini, amici miei, sia da vivo sia da web, me l'hanno detto, e queste sono soddisfazioni da un Rubentini che è schifo calcisticamente o schifo perché era un vichingo. Queste sono soddisfazioni che ti dice mi dispiace che il Napoli è uscito perché è stato un grande Napoli, che sia soddisfazione più bella che coppa e trofei, che sia soddisfazione più bella. Però per chi là che non l'ammettono e se ne esce la frase e dice sì, ma però voi siete asciutti.
io ti sputasse in faccia, sto minuto, io ti sputasse in faccia, così la gente. Questo è il classico rubendino che non vuole ammettere niente di meno, rubendino campana pura, capito? E ancora più sicchelo da sicchia e merda, che sia il problema, niente di meno non l'ammette. Non l'ammetti, ti ripeto, questa è soddisfazione quando un avversario di un'altra squadra, soprattutto quando è Campania, la squadra della sua città, dice ieri o Napoli non meritava di perdere perché è stato un grande Napoli. No, voi no, siete sempre sicchi e merda e sicchieluti, questo sì. Ma come si fa? Ma vi rendete conto che siete ridicoli, abbiate sta muta? Voi in Italia siete campioni, tra parentesi, perché c'è sto favore arbitraggio. Ma in Europa si è visto che siete una mania dei coglioni, a vichinguno, e sicchieluto, perché questa è la vostra matricola. Attenzione, è la vostra matricola, ma c'è immatricolati, anno 2013, fine anno. O 2014 avremmo coccato il titolo, ma vichingo ci siamo. È sicchieluto. Questo è. Poi a proposito dei vichinghi e sicchieluto, mi rivolgo a chi lì, a quelle persone senza palle. Tenete palle più pescerelle renionato. Ve lo ricordo, perché vale il suo scurdò. Se mi dovete minacciare, è inutile che lo fate tramite terzi oppure sotto al canale YouTube Killinom Cicchi Ciccucciac Cicchi Cicchi Luc Ciuccu Ciuccu Sicchieluto e Mucci. È inutile. Quando mi volete minacciare, io per rispondere devo capire con chi ho a che fare, guardando a lui ci ha guardato pure attraverso pure un profilo non fa niente. Scrivetemi in privato sotto al profilo se c'hai testicoli e ne tieni comuni o no, scrivimi a me che io posso rispondere, se no è inutile che ti sbatte cagà. Questo significa avere le palle, e secondo me chi fa così non ne tiene pa. Tu dici oh schifo ai vichingi che ti schifo ancora e che sai a te schifo. Questo è il discorso, questo è. Ritornando a Napoli, in Napoli ieri siamo usciti a testa altissima, io sono orgogliosissimo di rifare una squadra. Non me ne fotte i trofei, che vinciamo, ok, fa piacere, chi è che non fa piacere vincere i trofei? Chi è che non fa piacere? Però raga, queste sono soddisfazioni queste. Questa è sfortuna, ieri nostra è stata sfortuna. Sapete che significa stata sfortuna? A noi ci ha penalizzato una cosa. A parte il 2-0 là con l'Arsenal, il 2-0, quei 10 minuti ci ha stordito, e già quello ci ha penalizzato. Ma ci ha penalizzato il 3-1 a Borussia, perché se era un 2-1 noi non stavamo parlando, il Napoli stava agli ottavi. Perciò io non mi riesco a fare capace, però purtroppo è caro, bisogna accettare anche questo, però come io accetto questo, o Rubendino, o Sicchieluto, o Sicchieviching, che sì, perché questo sì, mi riferisco a chi non l'ammetto, perché ci stanno chi l'ha messo, l'ho detto prima. Se abbia almeno la bontà e la coerenza di dire è vero, io schifo calcisticamente no, però ieri mi è dispiaciuto, a me ne chiedo, ma siccome il palla ne tiro e ti ne palli, ma che bolisci, vuoi sapere che bolisci? Lo senti a me, ma magno tu limone con tutta la scorta, o limone Schneider Rair, va, che fa te figure e merda, vai, e esci che tu che la fai e figure e merda perché si una merda, questo sì. E poi un'altra cosa, e concludo, voglio dire una cosa, oggi non mi ricordo, è andato un tapiro d'oro a parrucchino topata,
bella, grande Staffelli, grande, però Staffelli ci fanno un richiamo a te. Sì, proprio a te ci fanno un richiamo, Staffelli, o lo sapevo perché tu a chi stanara, o da vino tu. Allora non si ce lo dammo con moglia coppa, che sta roba, e sciarava cagare. Perché la roba, quando ti lega caro parrucchino, c'è una merda a portare di capo. Perché chi stai? È un cummoglia a merda. A chi lui chingone topati, ieri gli agneve, non sapevo che aveva fa, non sapevo proprio, e allora quello che dico io, obbedi, quando vinci, mi fai che risate, vuoi sfotta uno, poi quando perdi, che fate, mette che la capendana, non lo si chiude, così fa, era così, non sapeva da li metta la capa, a talpa pareva, vichingone topato, che sì, vichingone topato, ciao amici azzurri, sempre e solo Forza Napoli, sempre comunque e dovunque, perché tutto riesce, è munnezza e sicchie lutamo. Voglio concludere salutando tutti i miei amici che dicono che io gli devo salutare con il loro nome. Ragazzi, non faccio il vostro nome, ma vi pongo un bacio a tutti quanti, perché io voglio bene, lo tengo il capo, come tengo Napoli, lo tengo il capo, perché o vi conosco di persona o da web, non cambia assolutamente niente. Io sono di cuore e voglio bene chi mi stima e chi mi rispetta, pure sia un rubentino, attenzione, rubentino vichingo, pure a te ti rispetto, ma solo se tu rispetti me e rispetti sti colori qua, che non fai cose razziste eccetera eccetera, ma se no avete sempre sicchi e merda e sicchi lo è vichinguno che sì, vichinguno ci sì, e sicchi lo dammo, perché quella è l'etichetta che faccio là, l'immatricolazione, voglio 2013. Ciao amici belli, sempre e solo Forza Napoli, ciao belli, perché tutto riesce, voglio, è sempre munnezzo, non vuoi scordare, ciao belli.